Maria la chiameremo con un nome di fantasia, ha 2 figli con un uomo che poi si separerà nel 2016. Dopo del tempo conoscerà l'attuale compagno con cui ora vivono assieme. Ma prima di trasferirsi sotto lo stesso tetto decidono che sia necessario che i figlioletti frequentino il nuovo compagno. Sembra andare tutto bene quando durante un bisticcio tra fratello e sorella il convivente sculaccia il più piccolino per aver abbassato le mutandine alla ragazza. Sembra una normale litigata, ma invece non sarà così. Dopo un anno a Maria arriverà una carta che le chiede di presentarsi in tribunale. Una doccia fredda, perché da quel giorno la sua vita cambierà, fino a quando a dicembre del 2018 il Tribunale dei minorenni decide che i suoi figli debbano andare a vivere con il suo ex marito. Perché con la CTU, mi hanno resa una madre che sono incapace di essere madre, sono una persona non affidabile e una persona che comunque non ha carattere. Per il tribunale Maria non sarebbe idonea a crescere i suoi 2 figli. Una situazione sconvolgente che dichiara ai nostri microfoni. Adesso da quanto tempo non vedi i tuoi figli? Sono 3 mesi. Praticamente da un mese ho cominciato un percorso con gli assistenti sociali. Il più piccolo lo vedo, ma la più grande non vuole vedermi, anzi ha un odio nei miei confronti. Ti sei chiesta perché in questo momento ha questo odio nei tuoi confronti? Io penso che è stata strumentalizzata in qualche modo dalla situazione che comunque io ho, perché ho una figlia, e è stato molto strumentalizzato dal padre. Oggi Maria può vedere solo una volta a settimana il figlio più piccolo, ma con la presenza di un assistente sociale. Da mesi anche i nonni materni non riescono a mettersi in contatto con i nipoti, se non tramite messaggio al cellulare. Come ti senti in questo momento? In questo momento sono molto affranta perché i miei figli erano la mia vita. Adesso non ho più modo di vivere. Secondo te non è giusto quello che è avvenuto? Perché tu ti sei sempre comportato come una corretta e buona mamma, solo che è successo qualcosa. Anzi, sono stata rimproverata perché sono stata troppo mamma. Dovevo essere più severa, dovevo essere più disciplinare. Invece io ero una mamma chioccia per loro.